lascia 6 figli l'operaio cinquantenne di origini nordafricane ucciso ieri sera dal monossido di carbonio in un appartamento a Ponte Vico d'Arzere, ancora in gravissime condizioni il 54enne che viveva con lui. I carabinieri di Parma hanno arrestato un cinquantenne che sarebbe coinvolto nel delitto delle 3 suore saveriane, avvenne nel 2014 e tra loro c'era suor Olga Raschietti di Montecchio Maggiore. Giornata infernale in A4, 2 incidenti provocati dalla fitta nebbia e dalla distrazione hanno paralizzato l'autostrada, un ferito tra Cessalto e 90, camion a fuoco, tratto chiuso per ore, code e disagi. Sversamento di 300 litri di acido nitrico in un'azienda di Zanè nel Vicentino, ustionati 2 lavoratori ricoverati d'urgenza in ospedale, la sostanza è altamente tossica e corrosiva. Pugni e sigarette spente in faccia a 3 agenti della polizia penitenziaria aggrediti in carcere a Vicenza, la denuncia dei sindacati di categoria. Aumentano nelle ultime settimane i casi di truffa della targa. I carabinieri di Venezia mettono in guardia i cittadini su come difendersi e non cedere nella trappola. Nel settembre scorso il suo cadavere venne recuperato nel Musestre, oggi la notizia del suo lascito alla comunità di Roncade, 600.000 euro. La sua ultima lettera è stata letta in Consiglio Comunale. Presidio dei lavoratori e dei sindacati davanti allo stabilimento della Coprob Italia Zuccheri dopo la decisione di sospendere stagionalmente l'impianto di Pontelongo. Tra lo stupore di turisti e bassanesi, le truppe alpine armate fino ai denti sono sbarcate sulla riva del Brenta davanti al Ponte Vecchio. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Dunque la cronaca in primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali con la tragedia che si è consumata ieri sera a Ponte Vico d'Arzere con un cinquantenne ucciso dal monossido di carbonio nel suo appartamento, lascia 6 figli ancora in gravissime condizioni, il 54enne che viveva con lui, ma ci racconta tutto Marta Zatta. Il gas e dopo lui dormire, qualcosa non lo sai, però ha messo gas tanto oggi. Quindi si sentiva nell'aria l'odore di gas? L'aria sì, tanto. L'aria era diventata malsana in via Villa Laura, Ponte Vico d'Arzere. Proprio qui si è consumata una tragedia silenziosa. Non si è infatti accorto di nulla, è morto nel sonno, ucciso dal monossido di carbonio sprigionato nell'appartamento che viveva con altri connazionali. Magnus Amandiogu Ineaku, 50 anni di origine nordafricana, in Italia da oltre 20 anni, è morto ucciso dal killer silenzioso che non gli ha lasciato scampo. Tutto sarebbe nato, secondo le prime ricostruzioni, da una stufetta che usava per riscaldarsi assieme agli inquilini. L'allarme è scattato poco dopo le 20, quando un connazionale, rientrando, ha trovato l'aria irrespirabile, 2 uomini immobili a letto. Uscito in strada, ha chiesto aiuto. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del SUEM 118 e i carabinieri. I pompieri hanno forzato l'ingresso, aerato i locali e portato all'esterno i 2 uomini. Per il 50enne libero professionista che lascia 6 figli non c'era già più nulla da fare. Resta in condizioni gravissime il collega intossicato, un 54enne anche lui di origine nordafricana, trasportato d'urgenza in ospedale, dove resta ricoverato in terapia intensiva. Saranno cruciali le prossime ore per capire quali conseguenze ha avuto l'ipossia e l'avvelenamento da monossido del sangue. I carabinieri di Parma hanno arrestato un cinquantenne che sarebbe coinvolto nel delitto delle 3 suore saveriane, un caso che aveva fatto discutere, che aveva scosso intere comunità, avvenne nel 2014 e tra di loro c'era suor Olga Raschietti di Montecchio Maggiore. Si sarebbero rifiutate di portare medicinali alle milizie burundesi che operavano in Congo. Per questo il 7 settembre 2014 in Burundi sarebbero state uccise 3 missionarie saveriane italiane. Tra loro la suora vicentina Olga Raschietti, 83 anni, di Montecchio Maggiore, e la padovana Bernadetta Boggian, di 79. Ieri mattina i carabinieri di Parma hanno arrestato su ordine di custodia Ghelama Arushimana, 50 anni, originario del Burundi, che dal 2015 vive nel capoluogo parmense. Con suor Raschietti e Boggian morì la consorella Lucia Pulici, 75enne,
Un massacro avvenuto a Kamenge, quartiere della capitale Bujumbura, nella parrocchia dove le religiose assistevano giovani e poveri. Secondo la ricostruzione dell'epoca, Suor Olga e Suor Lucia furono sgozzate il 7 settembre. Suor Bernadetta venne uccisa poche ore dopo, a rientro dall'aeroporto. Si parlò per il movente anche di una possibile rapina. Un mistero lungo 10 anni e mezzo, fino a ieri, quando il procuratore capo di Parma, Alfonso Davino, ai cronisti ha spiegato che Guillaume avrebbe fatto da tramite tra il mandante, il capo della polizia segreta e l'ideatore del triplice omicidio. Alle suore sarebbe stato chiesto di aiutare le milizie del Burundi e di fronte al loro rifiuto l'indagato lo avrebbe riferito al capo della polizia segreta, che avrebbe ordinato la terribile punizione. Quindi Guillaume avrebbe partecipato a riunioni preparatorie e organizzative dell'orrendo epilogo, avrebbe eseguito fotografie per gli esecutori, procurato loro le vesti da chierichetti, messo a disposizione la sua auto per il trasporto degli assassini e, secondo alcune testimonianze, l'avrebbe pure guidata. Insomma, l'omicidio, ha spiegato il procuratore di Parma, sarebbe stato deciso dalla polizia segreta, con cui Guillaume avrebbe collaborato. Veniamo alla giornata infernale vissuta stamane in A4 tra Veneto e Friuli. 2 incidenti provocati dalla fitta nebbia e dalla distrazione hanno paralizzato l'autostrada. C'è un ferito. Tra Cessalto e Noventa, fuoco un camion, tratto chiuso per diverse ore con code e disagi. A4, incidente tra 2 camion nel tratto tra Cessalto e Noventa di Piave. Uno dei 2 mezzi pesanti ha preso fuoco. In un attimo l'autostrada si è trasformata in un inferno di fiamme. Sul posto sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco dal Veneziano e Trevigiano. Intervento immediato per scongiurare ulteriori esplosioni e soprattutto per evitare che il fuoco potesse raggiungere altri veicoli. La strada, poco dopo lo svincolo di Noventa di Piave, è stata completamente chiusa per ore, non solo per la rimozione dei mezzi, ma anche per ripristinare l'asfalto bruciato dal fuoco. Purtroppo questo è l'unico ormai tratto in cui ci sono le 2 corsie, quindi in momenti come questi in cui c'è una fitta nebbia, una distrazione e quant'altro, purtroppo bisognerebbe stare più attenti, primo io, e quindi queste poi sono le conseguenze. Camion e auto sono stati costretti ad uscire a Noventa tra code e disagi e qui è sorto un altro problema. Molti camionisti, una volta raggiunta la strada normale, si sono infilati in una provinciale a Cessalto, stretta e piena di curve, vietata ai mezzi pesanti, multe a raffica. In questo tratto solo la mattina hanno fatto 15 sanzioni questa mattina e questo è voluto perché è veramente un pericolo. Nel 2023 un'ambulanza è entrata dentro in un fossato, comunque si crea dei danni importanti anche a tutta la via e ai cittadini che abitano. C'è anche un ponte che comunque non è pensato per veicoli pesanti, essendoci divieto, e quindi dobbiamo attenzionarla subito quando succedono incidenti del genere. Altro incidente sempre nella mattinata tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. In questo caso sono rimasti coinvolti 3 mezzi pesanti, tra cui una cisterna di gas fortunatamente vuota. Una persona è rimasta ferita. Il pensiero è andato immediatamente ai lavori per la terza corsia. I lavori, come abbiamo visto, sono stati finanziati, non sono certo i lavori che avremo la terza corsia domani, perché sono lavori difficili e quant'altro. Stanno andando avanti purtroppo a rilento anche i sovrappassi autostradali, che sono, vi ricordo che in questo tratto sono ben 10, e quindi un lavoro estremamente oneroso per Autostrade Alto Adriatico e il commissario, a cui va il mio ringraziamento, perché la volontà e le risorse ci sono, purtroppo i tempi tecnici non sono quelli che vogliamo. Allarme questo pomeriggio, poco prima delle 3:30, in un'azienda di via Galilei, in località Garziere. Siamo a Zanè, nel Vicentino, dove si sono registrati 2 infortunati sul lavoro. Si tratta di 2 operai che stavano movimentando un bidone con l'acido nitrico, bidone che per cause in corso di accertamento si è rovesciato, sversando a terra circa 300 litri di acido. I 2 operai sono rimasti ustionati dall'acido nitrico, la sostanza altamente corrosiva e tossica ha reso necessario il
ricovero urgente degli operai negli ospedali di Sant'Orso e Vicenza. I vigili del fuoco di Schio sono intervenuti per ripristinare la sicurezza dell'area assieme ai colleghi del reparto NBCR di Mestre, il nucleo nucleare, chimico, batteriologico e radiologico, per trattare la sostanza nella maniera più idonea. Sul posto anche i carabinieri e il personale dello Spisal e dell'ARPAV per tutti i rilievi di legge. Ennesimo caso di violenza in carcere, rimaniamo nel Vicentino, al San Pio X, un detenuto ha aggredito 2 agenti di polizia penitenziaria. A denunciare l'episodio è l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria. Il fatto è successo durante il controllo di un detenuto di origine magrebina, ma non è l'unico caso. Il sindacato riferisce di un altro carcerato di difficile adattamento che si è rifiutato di rientrare nella propria cella, aggredendo la gente con un pugno al corpo e spegnendogli addirittura una sigaretta sul viso. Così dunque al San Pio X di Vicenza. A Vicenza, dove uno spacciatore è stato arrestato dalla polizia, questa volta grazie a un'app, alla tecnologia. È bastato l'uso di un telefono cellulare e la prontezza di un cittadino per incastrare un giovane ventenne tunisino che qui nei giardini pubblici di Viale Europa stava nascondendo della droga. Il giovane poi è stato riconosciuto anche come autore di un altro reato. Il giovane è stato ripreso da un cittadino tramite il cellulare mentre nascondeva lo stupefacente e il video è stato inviato in tempo reale alla questura tramite l'applicazione YouPol. Nel giro di pochissimo tempo una pattuglia della polizia è arrivata sul posto, fermando e perquisendo il ventenne, regolare in Italia ma con precedenti a proprio carico. Con sé aveva hashish e cocaina, oltre a 200 euro in contanti. Durante l'identificazione è stato riconosciuto come l'autore di un'aggressione avvenuta sabato scorso in Viale Milano ai danni di un uomo colpito con dello spray al peperoncino. L'identità è stata confermata anche dal fatto che il ventenne portasse in braccio in entrambe le occasioni un cucciolo di pitbull. Oltre alla denuncia per spaccio di stupefacenti e maltrattamento di animali, il tunisino è stato denunciato per danneggiamento e imbrattamento della camera di sicurezza in cui era stato posto dopo l'arresto. Ora si trova in carcere, mentre il cane è stato affidato alla sua compagna. La truffa della targa tiene banco invece nel veneziano, c'è un alert specifico dei carabinieri. Inizia con una telefonata. Un uomo si presenta come carabiniere o poliziotto e dice alla vittima che la sua auto è stata utilizzata per compiere un furto o una rapina a danno di una gioielleria, oppure che la targa del mezzo sia stata clonata e applicata a un'auto usata dai criminali. È questa la truffa che nelle ultime settimane è sempre più frequente, in particolare a danno di anziani, e su cui i carabinieri di Venezia lanciano l'allarme, invitando a non fidarsi di telefonate in cui si chiede denaro o di mostrare oggetti di valore, anche se sul display compare un numero che sembra proprio appartenere alle forze dell'ordine. Una volta agganciata la vittima, infatti, il truffatore annuncia l'arrivo imminente in casa di un collega che controlli i gioielli, così da escludere il suo coinvolgimento nella falsa rapina. Alla porta si presenta quindi il complice che convince il proprietario a consegnargli oro e monili di vario genere, chiedendo infine i documenti, e mentre la vittima va a prenderli, lui fugge con i gioielli. Chi dovesse ricevere chiamate di questo tipo, continuano i carabinieri, è invitato a interrompere la conversazione e contattare immediatamente il 112 oppure recarsi nella più vicina stazione dei carabinieri. Nel settembre scorso il suo cadavere venne recuperato nel Musestre alimentando un vero e proprio giallo. Quell'uomo, si scoprì poi, si era tolto la vita dopo un'esistenza molto discreta e riservata. Oggi la notizia del suo lascito alla comunità di Roncade, ben 600.000 euro. La sua ultima lettera è stata letta in Consiglio Comunale. Prima di togliermi la vita preciso alcune cose. 1. Non ho nessun problema economico. 2. Nessun problema sentimentale. L'atto che mi appresto a compiere è semplicemente dovuto al fatto che non mi ritrovo più nel mondo di oggi. Pertanto
non ho più alcun interesse a vivere. È una lettera a cuore aperto quella che Vittorio Varniera ha scritto al comune di Roncade prima di togliersi la vita, a quella comunità a cui ha lasciato buona parte dei suoi beni, 600.000 euro tra appartamenti e contanti, risparmi di un'esistenza sempre condotta con estrema dignità e quasi in disparte. Vittorio era una persona distinta, era una persona per bene, sempre pronta con il saluto, una persona anche un po' riservata, sì, ma nulla che lasciava presagire a un gesto simile. Il corpo del 75enne venne ritrovato il 4 settembre 2025 nelle acque scure del Musestre, a ridosso della Treviso Mare, alimentando anche un giallo. Per oltre 48 ore, infatti, quel cadavere restò senza un nome. In un primo momento non si escluse nemmeno una morte violenta, eppure l'incidente. Poi la verità affidata a 3 pagine scritte fitte, lucide, taglienti, lette nell'ultimo consiglio comunale e trovate nel suo appartamento di via Daria Biancade, una casa divenuta nel tempo quasi una gabbia con il passato che soverchia ogni afflato di futuro. Il mio problema è che non voglio frequentare ambulatori, ospedali, strutture sanitarie, case di riposo ed altro. Ne ho viste troppe nella mia vita, assistendo i miei familiari e altre persone. Altra cosa importante è che non voglio essere di peso a nessuno. Anzi, chiedo umilmente scusa a tutte le persone che verranno coinvolte nel mio caso. Comunque c'è denaro sufficiente per pagare qualsiasi spesa. Si augura un mondo migliore, Vittorio, in questo momento in cui sta letteralmente impazzendo. Questa è l'espressione usata nel suo congedo. Dei 600.000 euro, oltre 300 andranno alle associazioni benefiche del territorio e a quelli che sono stati indicati come centri per la lotta contro le malattie, con il comune ora chiamato a sciogliere dei nodi burocratici in una storia che di burocratico ha davvero ben poco. È un gesto che ha destato grande impressione in tutta la comunità, ma deve farci anche riflettere, deve farci anche preoccupare come amministrazione, perché capiamo che ci sono tante fragilità che molte volte non si riescono a capire e interpretare. Il colorito botta e risposta in Consiglio regionale tra il consigliere Dem Montanariello e il presidente Zaia si è concluso con il divieto delle riprese social in aula, ma sentiamo cos'è successo. Io ero rimasto che per le riprese, allora l'ingresso in aula lo possono fare consiglieri, assessori o dirigenti in caso di provvedimenti, per le riprese c'è la struttura, siccome vedo che c'è anche gente che non fa parte della struttura grafica della regione, come funziona? Ognuno di noi può far venire in aula il proprio assistente che gli fa foto e video, c'è stato un cambio dell'ufficio di presidenza su qualche delibera, le chiedo perché insomma vedo che qualcuno si fa venire il suo consigliere a farsi il video che viene più bello delle telecamere ufficiali sul web, se è previsto anche io chiederei ai miei di entrare. È iniziato così durante una seduta del Consiglio regionale il botta e risposta tra Montanariello e il presidente Zaia, nato dal fatto che il consigliere Dem abbia contestato la presenza di addetti esterni alla struttura, evidenziando come Zaia sembrasse non conoscere il regolamento che invece ne vieta la presenza. Recepisco l'osservazione, la tratteremo in ufficio di presidenza e daremo una regola per tutti. No, Presidente, non ha capito che c'è già una regola. Forse non ho dono da chiarezza, ho detto che ho capito. Sì, però se ha capito e mi dice che faremo una regola per tutti vuol dire che ha fatto finta di capire. Io le sto dicendo, se ha capito le chiedo a lei, al segretario generale, l'applicazione di regolamento e statuto in materia. Io non ho letto il regolamento. Non sono bravo come te. No, Presidente, invece guardi, la differenza tra me e lei è che io posso non leggerlo, ma lei che è Presidente del Consiglio e ci spiega come funziona lo dovrebbe leggere prima degli altri. Alla fine il colorito dibattito si è concluso con l'applicazione del regolamento da parte del Presidente Zaia, che vieta di fatto le riprese social in aula. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione. I commessi sono incaricati a vigilare sull'osservazione dei regolamenti e provvedere su ordine del Presidente all'allontanamento di chiunque abbia turbato l'ordine. Il Presidente, per favore, nel caso di disordini può altresì ordinare lo sgombero dei settori riservati al pubblico. Bene, applichiamo il regolamento. Penso ci sia altro da aggiungere.
La cronaca sindacale, presidio dei lavoratori dei sindacati davanti allo stabilimento della Coprob Italia Zuccheri dopo la decisione di sospendere stagionalmente l'impianto di Pontelongo. Sono oltre 200 i posti di lavoro a rischio dalla sospensione stagionale dello storico zuccherificio di Pontelongo, il presidio fuori dallo stabilimento dopo la conferma dell'annuncio da parte della cooperativa della sospensione temporanea per il 2026 dell'impianto per la trasformazione dello zucchero. Il problema maggiore è legato sì ai dipendenti fissi, che siano circa un centinaio, ma il problema maggiore ce l'abbiamo con anche legato agli stagionali, perché non facendo la campagna quest'anno perdono sia i soldi da parte della Coprob rispetto al periodo lavorato, ma l'anno prossimo non percepiranno la disoccupazione agricola. I sindacati sono vicini ai lavoratori dell'impianto unico in Italia insieme a quello di Minervio per la lavorazione dello zucchero. Dalla Regione Veneto c'è stato un intervento con il presidente Alberto Stefani e l'assessore all'agricoltura Bond. In Regione Veneto la precedente presidenza non ha fatto nulla e solo Stefani adesso ha versato 600.000 euro come finanziamento, però è troppo tardi perché le barbitole dovevano essere seminate già a gennaio. Quindi noi chiediamo delle garanzie sia alla Regione sia alla Coprob di garanzie per il 2027. Consideriamo inoltre che ci sono anche una serie di indotti che circolano attorno alla Coprob e quindi al di là dei nostri dipendenti fissi e stagionali c'è tutto l'indotto che ne va a perdere. Insieme ai lavoratori anche gli agricoltori che chiedono un intervento delle associazioni di categoria per difendere lo zuccherificio veneto, fondamentale per l'intera filiera bieticolo-saccarifera e per tutto il Made in Italy agroalimentare. La bietola è una cultura fondamentale per l'agricoltura, per la rotazione nel terreno. E noi non possiamo permetterci, abbiamo 2 zuccherifici solo, chiuderne uno, fare con uno zuccherificio solo. L'anno prossimo chiuderà anche l'altro, siamo preoccupati per questo. Noi abbiamo bisogno di risposte veloci in questo momento perché le bietole si stanno seminando, si iniziano a seminare adesso, abbiamo un mese di tempo per metterle giù. In questo mese abbiamo anche la possibilità di aumentare la superficie a bietola, quindi non si giustifica questa sospensione della fabbrica. Anche la sindaca di Pontelongo, Lisa Bregantin, si è schierata accanto ai lavoratori dello zuccherificio, impianto storico e identitario del piccolo comune della Bassa Padovana. Sono poi preoccupata perché l'impatto sociale sarà importante, purtroppo. È un impatto che coinvolge tutta la comunità di Pontelongo che vive attorno a questo zuccherificio. Voltiamo decisamente pagina, andiamo a Bassano del Grappa, esercitazioni degli alpini nel Brenta. Gli alpini sbarcano a Ponte Vecchio, nel vero senso della parola, perché improvvisamente tra turisti e bassanesi a passeggio sul ponte la sorpresa è tanta. Sulle acque del Brenta spuntano i barchini militari, a bordo soldati armati di tutto punto, con tanto di mascheramenti del viso per mimetizzarsi tra la vegetazione delle sponde. Sbarcano, si dispongono lungo la riva per proteggerla dalle minacce nemiche, è un'esercitazione. Loro sono gli alpini che stanno terminando le 11 settimane di addestramento nella scuola militare di Aosta. L'attività tattica per il superamento di un ostacolo naturale fluviale che avviene sul fiume Brenta vede gli allievi del corso Mita al Padomello 3 avvicinare e attraversare appunto un corso fluviale mediante l'impiego di barchini a pagaie e la messa in sicurezza di una spiaggia mediante la presa di terra. Si muovono veloci, si guardano le spalle, con la divisa mimetica, l'elmetto e il mitra puntato. Intanto dal ponte foto e video si sprecano. Gli alpini vogliono mostrare ai cittadini cosa sanno fare, come vengono spesi i soldi dei contribuenti. Esercitazioni di solito confinate in zone impervie dove nessuno li vede. Qui invece lo scenario è ben diverso, in mezzo alla gente. Le marce in montagna avvengono in assetto tattico, in ambiente invernale innevato, con l'impiego di ciaspole, sci e ramponi. Al termine delle marce, in prossimità dei sacrari militari, la compagnia rende gli onori ai caduti. Gli allievi sono inoltre impegnati in attività ginnica giornaliera che li vede correre per il centro storico di Bassano, incontrando le scolaresche del luogo.
Terminato il corso, questi alpini saranno destinati ai vari reggimenti, a Feltre, Belluno, Vipiteno, Pinerolo, Cuneo, tutte città in cui il legame con gli alpini è stretto, di amore e di grande stima per le penne nere. Dal Veneto è tutto anche per questa edizione, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.